La BRT esiste da 18 anni, infatti quest'anno a novembre siamo maggiorenni. BRT deriva dall'insieme delle iniziali dei cognomi dei 3 soci. Uno sono io, sono Bonato, R sta come Ripeppi e T come Trasporti. A oggi siamo sui 112 dipendenti tra autisti e personale di magazzino, personale di ufficio. Alcuni anni fa abbiamo capito che mancava un deposito come quello che abbiamo fatto noi in questa zona. Dall'inizio di quest'anno siamo arrivati a concludere un primo step di quello che ci siamo prefissati di arrivare. Abbiamo un magazzino con 3.500 posti pallet di congelato che fa da supporto alla piattaforma del fresco. Nella nostra zona è unico, non esistono magazzini che siano attrezzati sia con celle di congelato, celle di fresco e mezzi di proprietà come abbiamo noi. Io mi occupo della manutenzione dei mezzi, le varie revisioni, tagliandi, tutto ciò che comporta tenere efficaci i mezzi della BRT. Ad oggi abbiamo un centinaio di rimorchi, una sessantina di trattori stradali, diverse motrici che fanno le varie prese nell'Interland qua delle nostre zone e una ventina di padroncini che trainano i rimorchi della BRT. Abbiamo le paratie movibili all'interno del frigorifero che si può caricare a doppia temperatura o congelato o fresco. Noi ci teniamo a dire che i nostri mezzi sono tagliandati 2 volte all'anno e sono monitorati dai nostri tecnici e meccanici e inoltre in caso di emergenza siamo coperti da assistenze europee H24. Il nostro punto di forza è la raccolta nei mercati olandesi con i 3 porti più importanti, con Jersek, Urk e Imuiden, 3 volte alla settimana, e da lì con il pesce fresco abbiamo cominciato i nostri multiservizi. Con diverse collaborazioni che abbiamo con aziende importanti vanno a coprire tutta la parte nord, quindi il nord della Francia, l'Inghilterra e la Scozia. Una ragnatela piuttosto importante creata negli anni. La nostra flotta quindi è diversificata con circa una trentina di viaggi verso il Regno Unito settimanalmente e con altrettanti viaggi in discesa. La piattaforma del congelato è stata inaugurata nel 2016, ha avuto un primo ampliamento già nel 2018 e ora si trova a lavorare in maniera molto forte con tutta quella che è la propria capacità di stoccaggio che si attesta a 3.500 posti pallet. La struttura è una struttura riconosciuta che permette l'arrivo di merce da tutto il mondo sia su gomma che su container, e quindi qui possono aggiungere merci sia pesce che verdure per essere poi gestite su tutto il mercato nazionale ed internazionale. Da poco abbiamo costruito anche la piattaforma del prodotto fresco, terzo investimento in 6 anni dell'azienda qui a Taglio di Po, nel cuore appunto del Delta, che testimonia quanto l'azienda abbia voluto investire e credere nel proprio territorio, centro importantissimo ittico a livello nazionale ed internazionale. E le caratteristiche del nostro magazzino sono quello di essere costruito con una struttura di scaffalature a basi mobili su rotaia per cercare di ottimizzare il più possibile quello che è la capacità di stoccaggio. La temperatura all'interno delle celle è -20, costantemente monitorata da sistemi elettronici di rilevazione di temperatura, mentre nell'anticella zona picking di movimentazione merci, di transito in out, carico-scarico, la temperatura si attesta sugli 0 gradi, quindi anche da un punto di vista di conservazione del prodotto e di mantenimento della catena del freddo, l'azienda riesce a garantire un elevato standard di qualità a quelli che sono i propri clienti. Beh, l'azienda è cresciuta effettivamente molto bene, nel senso che noi ci siamo sempre dati un obiettivo annuale che abbiamo sempre perseguito, abbiamo sempre raggiunto. Ci sono stati logicamente degli anni difficili, che sono stati quelli del Covid, che sono stati difficili per tutti, però la crescita che ci eravamo dati, quindi quel range, l'abbiamo sempre raggiunto abbastanza, non dico facilmente, però ce l'abbiamo sempre fatta. Ci siamo sempre impegnati molto per raggiungerlo e i risultati sono poi arrivati.
Abbiamo dei clienti storici, sono tutti dei clienti solidi, e quindi questo anche da un punto di vista della programmazione finanziaria è molto importante, e quindi ci dà la possibilità di crescere perché sappiamo dove possiamo arrivare, perché i nostri partner ci supportano, che diventano partner lavorativi a 360 gradi, quindi lavorano con noi, ci affidano la loro merce, si fidano di noi, della nostra professionalità, e poi per quanto riguarda poi il mio ambito non mi danno problemi dal punto di vista degli incassi, che è importantissimo. I nostri circa 300 clienti che ormai lavoriamo assieme da anni, ci tenevo a ringraziare tutti quanti per averci scelto, per stare con noi, per accompagnarci, per essere partner di ogni singola attività che ci circonda o che è dentro ai nostri servizi, e quindi un grazie di cuore a tutti quanti.